Invade la corsia di marcia opposta e si schianta violentemente contro un camion. È questa una prima ricostruzione del grave incidente avvenuto all'alba, poco prima delle 6:50, sul raccordo in direzione Portogruaro tra l'uscita di Fiume Veneto e lo svincolo di Cimpello. A bordo dell'auto c'era una coppia di Treviso, marito e moglie di 75 e 71 anni. Per causa ancora da chiarire, il veicolo ha impattato frontalmente contro un camion guidato da un 59enne residente in provincia di Udine. L'auto, come testimoniano le immagini, è andata completamente distrutta. La parte anteriore e il lato del guidatore si sono accartocciati nell'urto. I vetri frantumati e le parti di carrozzeria hanno invaso l'intera carreggiata. I due coniugi sono rimasti intrappolati all'interno dell'abitacolo, impossibilitati a muoversi, mentre detriti e rottami del veicolo rendevano ancora più difficile l'intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco che con cesoie e divaricatori oleodinamici hanno liberato la coppia. A supporto sono arrivate anche 2 ambulanze, un'automedica e la polizia stradale impegnata a ricostruire la dinamica dell'incidente. I sanitari del 118, una volta estratti i due coniugi, li hanno stabilizzati sul posto prima di trasportarli in gravissime condizioni all'ospedale di Pordenone. Il tratto del raccordo è rimasto chiuso fino alle 9 per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi coinvolti e la pulizia della carreggiata.